Si è abbassata un po'. Anche se c'è ancora qualcosina. Di stabilità sui monti. Supponendo che il modello stia vedendo benissimo, per cui tutte le carte che vedremo sono non previste ma analisi, cosa che purtroppo ci dimentichiamo spesso di un modello della previsione. Vediamo se riusciamo a beccare. Ora sono le 15, qui vediamo, prenderemo la carta delle 15, sovrapponiamo per esempio la famosa anomalia. Già finita? Insomma, c'è qualcosa. Qualcosa, sì. Minuto Adige e poco. Allora, già potenziale, ora 15. Ok, siamo sincronizzati con satellite. Allora, qua possiamo vedere che sovrapponendo il vapor d'acqua, questo vapor d'acqua che sembra a questo punto l'immagine migliore per fare questo tipo di analisi, sovrapponendo la vorticità potenziale che ti individua in questo caso l'anomalia, non c'è niente di particolare nella zona dell'Italia centrale. Semmai può esserci... Perché non c'è il gradiente che dicevi? Sì, esatto, anche valori 10.000, ma soprattutto non c'è un gradiente. Parla di Quindi gradiente qui Di quella linea i sistemi mesoscala immagino non sono dovuti a anomalie, invece qua tutta questa fascia qui è nella zona di gradiente. è nella zona di gradiente, quindi un flusso lì che individua l'andamento est-ovest in teoria, un po' anche nei venti, in teoria no, dovrebbe esserci venti est-ovest. No, la direzione lì di quel flusso. C'è una correlazione con il gradiente, proprio in questa fascia. ah no